Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi al canale del Marietto Veneziano. Bene, vedete che oggi siamo un po' all'esterno, vi porto in giro a fare un giretto col vostro Marietto. Oggi vi voglio raccontare un po' una storiella, ma fantasia sempre, perché sapete che il vostro Marietto racconta sempre storie e fantasie, di quando il vostro Marietto è entrato nello specchio. E quindi qui parlo di quando avevo più o meno 4-5 anni fa. Cioè, scusate, quando avevo 45 anni fa, avevo più o meno 4-5 anni ed ero piccolino. E la storia si svolge nella camera dei miei genitori, o almeno di quelli che io pensavo fossero i miei genitori, perché c'era in questa camera un bel specchio gigantesco, almeno in rapporto alle mie proporzioni, lo specchio era veramente grande. E cosa è successo? È successo che già 2 volte io ero entrato in quella stanza per curiosare, sapete come sono i bambini di 4-5 anni che curiosano dappertutto, e avevo trovato un personaggio, un signore un po' anzianotto, alto, che ormai conoscete tutti, è il capitano degli Alpini di Torino. E già 2 volte precedentemente lui aveva tentato di farmi salire sulla petineuse per poi entrare nello specchio, ma ero troppo piccolino e non c'ero riuscito. La terza volta però ero abbastanza grandicello. Cosa è successo? Sono praticamente riuscito a salire su questa petineuse, su questo piccolo armadietto prima dello specchio, e poi sono entrato nello specchio con lui. Molto probabilmente sono entrato in astrale. Dentro questo specchio mi sembrava di essere dentro una galleria e continuavamo a camminare. E cosa vedevo? Vedevo il mio passato, cioè la vita precedente, e il mio futuro. Ma del mio passato, adesso, dopo 45 anni, cioè diciamo pure 50 anni fa, mi ricordo solamente che ero stato un generale dell'esercito tedesco e mi piacevano tantissimo i stivali di pelle nera. Ero stato un gerarca, quindi mi staranno cercando quelli che dicono di essere stati fatti fuori. Comunque lasciamo stare, qui lo dico e qui lo nego, voi fate finta di non averlo sentito. Comunque vabbè, io ero stato un gerarca tedesco e fino ai 50 anni avevo comandato un esercito. Ma poi cosa è successo? È successo che mi hanno preso e mi hanno lucidato il karma. Quindi mi hanno torturato e via dicendo, ed ero morto. Ed ero ritornato giù e il capitano degli Alpini di Torino mi stava facendo vedere il mio futuro. La cosa che mi aveva colpito di più era che io avrei dovuto ricominciare a fare un po' di attività come nella vecchia vita, solamente che underground, un po' nascosta. E la cosa veramente che mi aveva un po' scioccato invece è che avevo scoperto in quel momento lì che i miei genitori non erano quelli veri, erano genitori adottivi. In altre parole, mia mamma era la sorella di mia mamma vera. E la prima cosa che mi scioccò era quello. La seconda cosa che mi scioccò è che vidi anche la mia vita, vidi che a 7 anni e mezzo sarei stato tirato sotto da una moto, sarei andato dall'altra parte del velo e sarei ritornato indietro. E questo qui, insomma, quando vidi che ritornare indietro mi tranquillizzò un po'. Ma la cosa clou che proprio mi lasciò un po' amaro è che a 20 anni avrei incontrato una donna terribile, una donna impossibile da superare anche per il vostro Marietto veneziano. Al che ho detto, ma nella realtà aveva dei poteri potentissimi. E il vostro Marietto disse al capitano degli Alpini: qua io a 20 anni morirò. Ma il capitano degli Alpini non volle far vedere il vostro Marietto cosa sarebbe successo in quei 3 anni in cui sarei stato soggiogato da questo personaggio tremendo, e mi fece vedere la vita dopo questi 3 anni e vedi che continuai a vivere. Comunque, morale della favola, finito questo viaggio in questo specchio che pensavo fosse una galleria, perché in quel momento lì io non potevo pensare altro che nella camera dei miei genitori ci fosse una galleria, cosa successe? Uscii da questo specchio col capitano degli Alpini di Torino e lui se ne andò, sparì immediatamente. E io incontrai mia mamma che dalla cucina è arrivata in camera e gli dissi: mamma, tu non sei la mia vera mamma,
ma sei la mia zia. Al che lei si stupì e mi disse: ma chi è che ti ha detto queste cose? Come fai a saperlo? E io gli raccontai tutta la storia. Quindi da quel giorno lì praticamente nel mio subconscio entrarono 2 o 3 informazioni. La prima cosa, che in camera dei miei genitori c'era una galleria. Infatti io poi andavo sempre a cercare di entrare in questo specchio, ma non riuscii mai a entrarlo, cioè a perforarlo, perché effettivamente devo essere entrato in modo astrale. La seconda cosa è che i miei genitori veri erano adottivi e quelli veri erano da un'altra parte, il mio babbo vero era dall'altra parte. La terza cosa è che a 7 anni e mezzo sarei stato tirato sotto da una moto e sarei andato dall'altra parte del velo per un po' di tempo. E in più c'era questa signora che avrei incontrato a 20 anni, che sarebbe stata una cosa impossibile da superare, ma che il capitano degli Alpini di Torino non voleva che io vedessi e che quindi mi ha fatto superare quel tempo, mi ha solo avvisato che l'avrei incontrata e mi ha fatto vedere il futuro dopo quel periodo lì. Bene cari amici, questo è chiaramente il classico racconto di fantasia del vostro Marietto veneziano, che vi ha portato un po' a camminare con lui nei campi, dove ogni giorno praticamente il vostro Marietto va a passeggio per ricaricarsi di energie e di elettroni negativi. E vi invito a iscrivervi al canale di Hildegard e del vostro Marietto veneziano, e se avete bisogno di consulenze potete telefonare al numero che vedete qui sotto o in finale del video. Grazie cari amici di seguirci sempre e col vostro supporto, iscrivendovi, con le vostre richieste di informazioni ci supportate sempre. Grazie e alla prossima, ciao!